la disobbedienza contro le istituzioni, primo passo per infrangere regole e legge, l'attacco dell'assessore regionale all'istruzione Donazzana dopo la promozione delle studentesse veneziane che hanno fatto scena muta all'orale di maturità. Fai pena donna e mamma inutile, il commento di un consigliere di Fratelli d'Italia nei confronti della consigliera comunale e segretaria d'EMA Venezia Monica Sambo. Lei replica: inaccettabile. Abbiamo sentito una grande esplosione, si è pensato ad una fornace, momenti di paura a Murano, dove ieri sera 2 houseboat hanno preso fuoco mentre si indaga e molti sollevano perplessità sui motori elettrici. Droga, spaccio, furti e risse nel quartiere Altobello, i residenti hanno raccolto quasi 1000 firme e chiedono alle autorità di intervenire. Primo bolino rosso stagionale nell'ultimo fine settimana di giugno lungo autostrade Alto Adriatico, l'annuncio alla concessionaria che si attende nella sola giornata di domani tra i 181 e i 189 mila transiti. Una via chiave come non si viveva da tempo, parte domani la fiera del contrastare il degrado e favorire la socialità, una formula sperimentale con l'obiettivo di trasformarsi in un appuntamento fisso. Andrà a Sigourney Weaver, il Leone d'Oro, la carriera all'81esima mostra del cinema di Venezia, orgogliosa di questo riconoscimento, le prime parole della storica protagonista della saga di Alien. Buonasera, ben ritrovati il telegiornale di Venezia. Partiamo dal gesto delle studentesse ribelli del liceo Foscarini di Venezia che hanno fatto scena muta all'orale per protestare contro un voto ingiusto a loro detta della prova di greco. Ebbene, sono state promosse e così hanno scatenato la rabbia dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzana. Se la disobbedienza ha un valore sarà la famiglia di quei ragazzi a pensare che questo sia un valore, per me non lo è. Per me la disobbedienza contro le istituzioni invece è l'inizio di un percorso diverso nella vita, quello che ti porta ad essere contro le regole, contro le istituzioni, contro le leggi. Questa disobbedienza va punita, non ha mezzi termini. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, quello adottato dalle ragazze ha un comportamento di immaturità. La vicenda, che è diventata ormai un caso nazionale, continua a far discutere. Le studentesse sono state promosse, hanno ottenuto voti finali tra i 71 e i 67 centesimi, una protesta dettata dal voto in greco, secondo loro ingiusto. Così hanno scelto di iniziare quella che hanno definito una battaglia di principio. Hanno letto alla commissione d'esame un testo che spiegava il perché del loro silenzio al colloquio finale. Le studentesse del liceo Foscarini di Venezia stavano pensando di ricorrere al TAR, decisione che avrebbe portato ovviamente ad un provvedimento dei magistrati, ipoteticamente anche sostenere nuovamente la prova sotto accusa. Linda Conchetto, una delle ragazze, ci ha spiegato che lei non farà più nulla. L'obiettivo, dice, lo abbiamo raggiunto, cioè quello di mettere in luce l'ingiustizia che abbiamo subito. Ora penso all'università e a partire, andrò all'estero e mi butterò tutto alle spalle. Per il momento l'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento. Per l'assessore Donazzan qualcosa si sarebbe dovuto fare. Io credo che questo sia stato un atto molto e profondamente sbagliato per tutto ciò che comporta. Queste ragazze troveranno nella vita anche ingiustizie o ingiustizie che loro riterranno tali, anche di non essere valutate secondo quello che loro riterranno essere il merito. Ma le strade allora saranno due: poter cambiare, voler cambiare le cose da dentro nel rispetto delle regole, o voler farle le disobbedienti. I disobbedienti oggi ne abbiamo anche troppi. Fai pena, donna e mamma inutile, stai a casa che è meglio, non sai nemmeno parlare. È il commento misogino che un consigliere di Fratelli d'Italia nella municipalità di Venezia, Murano Burano Davide Quarta, ha linkato sotto ad un post su Facebook della consigliera comunale segretaria d'EMA Venezia, Monica Sambo. Ecco come considerano le donne gli esponenti del partito della Meloni. È stata la replica di Sambo, che ha ricevuto la solidarietà degli altri componenti dell'Assemblea di municipalità. Un fatto gravissimo e inaccettabile che nel partito di maggioranza del governo italiano, rappresentato da una donna, un consigliere con ruoli di coordinamento importanti nell'amministrazione, offenda una consigliera comunale intimandole di restare a casa in quanto donna e mamma inutile. Hanno scritto nel loro messaggio 16 consiglieri del gruppo di maggioranza. Lo scontro è nato dopo la pubblicazione di un video sulla piattaforma social nel quale Monica Sambo criticava il nuovo regolamento sulle locazioni turistiche annunciato dalla giunta del sindaco Brugnaro. Mentre si indaga per capire le cause dell'incendio che ha coinvolto 2 houseboat nell'isola di Murano, in molti dubitano dell'affidabilità dei motori elettrici.
Sono stati attimi di paura, quelli vissuti qui sull'isola di Murano ieri sera poco dopo le 20:30, quando 2 imbarcazioni turistiche hanno preso fuoco a ridosso dei cantieri Scarpa. Due esplosioni, poi una densa colonna di fumo nero visibile da centinaia di metri di distanza e un odore acre diffuso in gran parte dell'isola, dove in zona Serenella le 2 houseboat elettriche lunghe circa 10 metri, dotate di letti, cucina e bagno, stavano andando a fuoco. Un'esplosione grande, la seconda non l'abbiamo sentita, ma la prima è stata grande e da paura. Quando si vede fuoco, specialmente qui a Murano, si pensa al peggio. Una valvola, una fornace, qui vanno tutto a metano e sapete com'è. Se salta una, probabilmente può saltare una seconda, eccetera. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con 2 imbarcazioni e 2 squadre che hanno domato le fiamme altissime e visibili anche da Venezia. Salvi i turisti tedeschi che in quel momento non erano a bordo. E mentre sono in corso le indagini per capire le cause, sono in molti a puntare il dito sull'elettrico. Può capitare sulle barche elettriche, a mio avviso non siamo pronti, che ne dicano. Dopo da vedere da dove è scaturito l'incendio. Fa impressione perché se c'erano invece 2 barche, ce n'erano magari 7-8, prendevano fuoco tutte e 7-8. Non so, forse sì, forse no, non lo so. Però quello che mi ha preoccupato era l'esplosione. Pare che sia stato dovuto a queste benedette cose elettriche. Forse non c'è ancora la tecnologia abbastanza avanzata, ma spesso succede che facciamo gli apprendisti stregoni e iniziamo a fare cose di cui poi non conosciamo i risultati. Non ci credo all'elettrico. Meglio il vecchio sistema a idrocarburi, a benzina, nafta, quelle cose là. Incidente sul lavoro nel pomeriggio in un cantiere veneziano in zona Santa Marta. Il lavoratore sarebbe rimasto ferito ad una gamba, ma la dinamica esatta è ancora da verificare. Sul posto i sanitari del SUEM 118 e i tecnici dello Spisal. Droga, spaccio e degrado. Siamo nel quartiere di Altobello, siamo a Mestre. I cittadini del quartiere hanno firmato una petizione. Sentite. Siringhe, droga, escrementi. L'altro giorno c'erano una valigia sicuramente rubata con tanta roba sparsa in giro, tanta sporcizia, insomma, trovare siringhe nel parco per esempio, eccetera, con tutti i bambini che vengono a giocare. La mia preoccupazione infatti soprattutto sono i piccoli. Droga, spaccio, furti, atti vandalici, risse e intimidazioni. Nel quartiere Altobello i residenti chiedono un intervento urgente da parte delle autorità contro il degrado. La situazione ha spinto i cittadini a firmare una petizione e a inviare una lettera al sindaco e al prefetto, all'assessore al sociale, al questore e al comandante dei carabinieri, implorando un intervento immediato. Quando ho visto insomma alcuni giovani che si bucavano dietro la chiesa, per cui spargimento di sangue da tutte le parti, eccetera, e da lì è partito il tutto, no? Abbiamo pensato con l'amico Sergio di fare questa raccolta firme per sensibilizzare un po' la gente anche a impegnarsi un po' tutti, perché non è solo il parroco o una persona unica, cioè qui dobbiamo veramente creare un ambiente sereno dove tutti stanno bene. L'istanza denuncia è stata firmata da 853 persone. In aiuto ai cittadini del quartiere Altobello si è anche unita la comunità islamica. Voglio lavorare insieme, così migliorare questa zona. E abbiamo avuto subito l'adesione del gruppo degli islamici, di parte degli islamici, sulle quali stiamo lavorando per allargare il consenso non solo sul problema del degrado, ma sul problema della partecipazione alla soluzione dei problemi. Sì, anche io ho firmato, anche i miei amici, altri bengalesi, perché noi vogliamo questa zona, deve essere proprio buona come era prima. Non c'è tanti dispensatori, non c'è tanto drogati. I controlli sono aumentati, ma non devono diminuire o cessare, ci dicono. La petizione è il nostro grido d'allarme. La sorveglianza deve essere continua di giorno e di notte. Chiediamo anche l'installazione di telecamere e l'incremento dell'illuminazione pubblica per scongiurare furti e danneggiamenti nel quartiere, in particolare nelle aree Colbe, Nave, Canal Salso e nel Parco Madonna Pellegrina. Ora il nostro auspicio, ci dicono, è che le autorità agiscano in fretta per affrontare questa emergenza.
Nell'ambito del potenziamento dei controlli estivi, la Polizia Ferroviaria ha denunciato nelle ultime 2 settimane una ventina di borseggiatrici originarie dell'Est Europa, sorprese nell'area della stazione nonostante il divieto di entrare nel territorio comunale. Le indagini hanno preso avvio dopo che una turista indiana si era presentata negli uffici della Polfer di Milano per denunciare il furto del proprio borsone avvenuto a Mestre. Andiamo a Padova, alla Basilica del Santo. Oggi i funerali della psicologa e psicoterapeuta Vera Slepoi, morta improvvisamente a 70 anni. Una settimana fa, circa 300 le persone giunte a salutarla. Una cascata di fiori colorati accompagna l'ultimo saluto a Vera Slepoi, la psicoterapeuta di grande fama scomparsa a Padova la notte tra il 20 e il 21 giugno a causa di un malore improvviso. I funerali nella Basilica di Sant'Antonio, assente la madre centenaria che non se l'è sentita di affrontare il doloroso viaggio da Portogruaro. La sorella Rosanna e il nipote sono stati circondati dall'affetto di molti amici e dalle istituzioni con cui Vera Slepoi aveva collaborato. Sei stata la pietra miliare della nostra famiglia, ha detto il nipote Federico salutando l'amata zia. Tra i primi ad arrivare in Basilica la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnata dal marito, grande amica della dottoressa Slepoi. Ludovica Casellati, la figlia, è stata l'ultima a vedere in vita la psicoterapeuta dopo averla accompagnata a casa la sera prima del decesso. Durante l'omelia il rettore della Basilica di Sant'Antonio ha ricordato le parole che Vera Slepoi usava dire sul tema dell'amore, evocato dalla lettura di un passo del Vangelo quando Gesù incontra e cura il lebbroso. L'amore vero domanda fatica ed dedizione responsabile. Vera ha saputo e voluto prendersi a cuore la fatica degli altri per amore nella discrezione più totale, ha detto padre Ramina. Alle esequie hanno partecipato molti politici. Quando ero sindaco lei era assessore alla cultura e quindi devo dire che abbiamo collaborato insieme e abbiamo anche fatto tante cose belle. Proprio l'innovazione anche nel concetto del rapporto fra i giovani è stata lei una delle prime. Io ho perso un'amica. E poi ho perso una persona importante. Mi chiamava Elenuccia e diceva: ma anche questa volta Elenuccia hai un po' esagerato, magari quando dicevo qualche cosa di un po' più forte. Però con quel garbo, con quell'eleganza che non era mai un richiamo, aveva proprio il piglio della psichiatra, no? Non metti in difficoltà la persona che hai davanti, ma cerchi di aiutarla. Questo è stato. Presente anche l'editore Urbano Cairo, per cui Slepoi scriveva. Lei era molto, aveva un grande intuito nel capire gli altri, una grande capacità di conoscere le persone, ovviamente di entrare in relazione e di capire, poi una grande persona intuitiva. Roberto Limittone del Lions Club ricorda l'ultima serata con Vera Slepoi, che aveva partecipato ad una cena benefica del club prima di accusare il malore fatale. Era in forma, lucida come sempre. Abbiamo apprezzato molto il suo intervento, bello, parole profonde e ricche di contenuti. Stava bene, ha mangiato come noi, è stata assolutamente bene, poi alle 11 di sera è andata via. Sul fronte delle indagini, dopo l'autopsia, non sono ancora emersi nuovi elementi che possano associare il malore alle terapie al ginocchio che la dottoressa aveva da poco sostenuto. L'avvocato che tutela la famiglia risponde così. Quello che è stato fatto è stato richiesto dalla famiglia per fare luce e chiarezza sul decesso della Vera. Gli accertamenti hanno iniziato ieri e vedremo nei prossimi giorni, settimane, quali saranno gli esiti. Non si può escludere nulla allo Stato perché gli esami sono in corso. Primo bollino rosso della stagione nell'ultimo fine settimana di giugno lungo autostrade Alto Adriatico. Lo annuncia la concessionaria, che si attende nella sola giornata di domani tra i 181.000 e i 189.000 transiti e nella giornata di domenica tra i 174.000 e i 182.000 passaggi di mezzi lungo la rete di propria competenza. Saranno maggiormente le località di mare del Friuli e del Veneto e le coste slovene e croate le destinazioni principali dei turisti. Si prevede nell'arco delle 24 ore di domani il passaggio in uscita dall'autostrada di circa 27.000 mezzi alla Tisana, 19.000 a Liserte, 11.000 a Villesse e a San Donà. Per quanto riguarda le tratte, si ipotizza traffico intenso nella mattinata lungo la A23, Udine Sud, Palmanova e la A4 in direzione Trieste. Traffico sostenuto potrebbe verificarsi nella stessa giornata anche lungo la direttrice Trieste-Venezia e sulla A28, soprattutto nel pomeriggio e nella sera in direzione Portogruaro.
Un uomo è stato ripreso mentre prendeva a calci il suo cane, un piccolo pitbull, in un parco. Siamo a Campalto, la segnalazione è arrivata all'EMPA di Mira che ha presentato denuncia contro ignoti. Auspichiamo, afferma EMPA, che l'intervento delle forze dell'ordine e l'identificazione del responsabile permetta ora di arrivare ad una denuncia. La procura è quindi una severa punizione. Ringraziamo i cittadini che si sono attivati con coraggio e senso civico permettendo di mettere in salvo il cucciolo. Il video è stato anche depositato ai carabinieri. A quasi 2 anni dal completamento del loro lavoro, le imprese interessate hanno potuto intanto incassare l'importo di circa 940.000 euro che ancora mancava a saldo delle barriere mobili provvisorie che proteggono la Basilica di San Marco. Dalla Quarta. Certo, non si può dire dopo quasi 2 anni che non siano stati soldi ben meritati e sudati. Solo in questi giorni le imprese Renzo Rossi Costruzione e Costruttiva, che hanno lavorato alacremente per realizzare le barriere mobili provvisorie a difesa della Basilica di San Marco dell'Acqua Alta, anche quando il Mose non è attivo, hanno ricevuto l'ultimo saldo. Le barriere però sono state ultimate e consegnate già quasi 2 anni fa, ma l'ultimo pagamento, pari a circa 940.000 euro, su una cifra totale di 4.588.000 euro, è arrivato a destinazione solo ora. La notizia del giorno è rappresentata dal fatto che a distanza di 2 anni, finalmente, mi viene da dire, sono stati pagati i soldi che le imprese Costruttiva e Renzo Rossi Costruzioni avanzavano per quanto riguarda la realizzazione della barriera in vetro a protezione della Basilica di San Marco. Meglio tardi che mai, verrebbe intanto da dire, ma Davis Rizzo, portavoce delle imprese, resta molto amareggiato, anche perché ad essere un pagatore non proprio puntuale è lo Stato e la pubblica amministrazione. Davvero sconcertante trovarsi di fronte a un pagamento a distanza di 2 anni dalla consegna dei lavori. Non può esserci scusante che possa giustificare un ritardo così ampio, così grande nel pagamento delle somme dovute. E purtroppo dobbiamo registrare che anche su altri lavori da parte del provveditorato non stanno arrivando i pagamenti. Controllo a rovescia per l'inizio della festa in via Piave a Mestre, dove per 4 sabati ci si potrà divertire in sicurezza. Ci sarà l'area dei bambini subito con delle giostre. Passeggiando per la strada troveremo gli artisti di strada, giocolieri, per arrivare all'inizio di via Cavallotti, dove partirà la fiera con 31 banchi, dove verranno esposte tutte le bellezze del nostro territorio. Una via Piave come non la si viveva da tempo. Parte sabato la fiera voluta dal Comune per contrastare il degrado e favorire la socialità. Una formula sperimentale con l'obiettivo di trasformarsi in un appuntamento fisso. Una festa che vedrà tutta la via Piave chiusa al traffico, un messaggio chiaro che vogliamo lanciare, che è quello che la strada è nostra, della comunità, delle persone che vogliono vivere serenamente nel nostro territorio. Ci riappropriamo della nostra strada bellissima, via Piave, dove negli anni passati si facevano passeggiate appunto serali, e questo noi vogliamo fare, ritornare nel passato. La festa si svolgerà con cadenza mensile, 29 giugno, 27 luglio, 31 agosto. Durante 3 date via Piave sarà chiusa al traffico. Dalle ore 18 alle ore 24 si potrà fare un'unica passeggiata dal centro di Mestre fino alla stazione. Si potrà anche visitare la manifestazione in corso ai giardini di via Piave, ma soprattutto si potranno visitare tantissimi stand, dei food truck, e ci si potrà divertire in totale sicurezza. Ci sarà infatti la presenza fissa degli agenti di polizia locale, volontari della protezione civile per dare indicazioni stradali ai cittadini e numerosi parcheggi a disposizione. Via Dante sarà gratuito per le persone e quindi ci saranno 250 posti auto per tutte le persone che vorranno visitare la fiera. I residenti di via Felisati potranno accedere alle loro abitazioni da via Carducci e uscire da via Sernaglia.
Vi presentiamo il nuovo mister del Venezia Football Club, Eusebio Di Francesco. Per farlo abbiamo interpellato uno che lo conosce dall'inizio della sua carriera di calciatore, il direttore generale della Roma, campione d'Italia nel 2001, Fabrizio Lucchesi. Verrà presentato a Venezia il 6 luglio Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Venezia Football Club, tornato in Serie A. Ieri è arrivata l'ufficialità della nomina. Il 6 luglio potrà così commentare il calendario delle partite di Serie A che verrà stilato ufficialmente il 4 e dal 7 al 20 luglio il nuovo mister forgerà la sua nuova squadra nel ritiro di Falcade. Il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli ha battuto la concorrenza di molte squadre importanti per averlo. Chi lo conosce bene è però anche Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale della Roma campione d'Italia nel 2001, che commenta e lo presenta così. Ho avuto la fortuna di conoscerlo da giovane atleta, calciatore e campione, e poi io fino a campione e poi da allenatore l'ho visto iniziare i primi passi. Lo ritengo non solo per affetto ma per stima, lo ritengo un allenatore molto capace, persona dai valori umani veramente importanti. Lucchesi ha incontrato un giovanissimo Di Francesco tra le fila del settore giovanile dell'Empoli, di cui Lucchesi era direttore sportivo responsabile nel 1985, poi lo ha ritrovato nella Roma campione d'Italia da giocatore nel 2001, di cui Eusebio era un campione in campo, e Lucchesi nella tolda di comando dietro la scrivania. Fu proprio l'ex dirigente giallorosso nella stagione 2010-2011 ad affidargli a Pescara la prima panchina tra i professionisti. Ha raccolto meno di quello che meritava, credo che sia in credito con la fortuna e mi auguro che dia il meglio nella tua terra, nella tua Venezia. Un in bocca al lupo di cuore a lui e a tutto il suo progetto sportivo. Va all'attrice americana Sigourney Weaver, il Leone d'Oro alla carriera dell'81esima mostra del cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Il premio è stato deciso dal CDA della Biennale, presieduto da Pierangelo Buttafuoco, che ha fatto proprio la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. Sono davvero onorata, ha dichiarato Weaver nell'accettare la proposta. Questo premio è un privilegio che condivido con tutti i registi e collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni. Accetto con orgoglio questo riconoscimento che celebra anche tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questi film. Lanciata da Alien, il capolavoro di Ridley Scott, saga della quale è stata più volte protagonista, la Weaver ha saputo variare le sue interpretazioni del dramma di un anno vissuto pericolosamente, fino ad arrivare alla commedia di una donna in carriera, fino al grande successo di Ghostbuster. In ultima battuta, un aggiornamento veloce sulla tragedia sul lavoro che si è consumata alla ditta Boscolo Bielo in un cantiere. A perdere la vita sarebbe un giovane lavoratore, un operaio di 21 anni, ancora ignota la sua identità. Recisa l'arteria femorale con un vetro, è quello che sarebbe accaduto. Il 21enne originario di Chioggia è stato trovato dai colleghi in una pozza di sangue, in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Treviso, a tra poco.